Buongiorno. Nella giornata contro la violenza sulle donne vorrei leggervi un brano che parla invece di amore, di un lungo amore, e appartiene alla più grande, lunga orazione funebre dell'antichità, la Laudatio Turie, incisa alla fine del I secolo avanti Cristo, da parte di un uomo nei confronti della compagna della sua vita. Sono rari matrimoni così duraturi interrotti dalla morte, non dal divorzio. Infatti ci è capitato che il nostro matrimonio durasse 41 anni. Non ricorderò forse le virtù domestiche della pudicizia, dell'ossequio, della cortesia, della bontà, dell'assiduità nel tuo lavoro della lana, della religiosità senza superstizione, del culto del modesto. Non dirò forse del tuo affetto, del rispetto della famiglia, avendo tu trattato con riguardo allo stesso modo mia madre e i tuoi genitori? Mi fornisti grandissimi aiuti per il mio esilio con i tuoi gioielli, avendomi dato tutto l'oro e le perle tolte dal tuo corpo, affinché le portassi con me. La tua devozione meritò la clemenza dei miei nemici. Placato poi il mondo, rimesso in piedi lo Stato, ci capitarono tempi tranquilli e felici. Ora hai preceduto il fato. Hai lasciato solo tuo marito, che non ha neppure figli. Ma resisterò alla sorte, che non mi ha tolto tutto, crescendo sempre il tuo ricordo con le mie lodi. Spero che gli dei mani ti permettano di essere tranquilla. E io spero che si considerino sempre le parole, perché sono molto importanti nei confronti di tutti.